Buon pomeriggio dall'Ippodromo Marcoveggio, convegno di corse di sabato 13 aprile. In apertura le due corse riservate ai puledri di 3 anni, la prima riservata ai gentleman. 8 al via Fitzgerald F, Forte dei Marmi, Freise dei Greppi, Feel Good Francis, Furian del Sile, Franchina Baldo in prima fila, Fantastic Field e Filippo Olzi in seconda. Favori per Fitzgerald F, Matteo Zaccherini. In partenza Freise dei Greppi cerca di assumere l'iniziativa, deve ancora scendere alla corda perché Fitzgerald F si oppone e con la curva cerca di rientrare, insiste però Freisa e al completamento dei 200 riesce a scavalcare l'avversario per portarsi a condurre. All'esterno c'è Furian del Sile che avanza e dopo 300 metri va ad impegnare Freisa dei Greppi per passare a condurre in 400 metri in 30 secchi. Vantaggio dunque Furian del Sile, seconda posizione per Freisa dei Greppi, all'esterno c'è Franchina Baldo, poi alla corda Fitzgerald F, seguito da Forte dei Marmi. I due più attesi sono chiusi allo steccato. Tanto primi 600 metri che se ne vanno via abbastanza svelti e 800 iniziali coperti in 1 minuto e 3 decimi. Situazione tattica che non cambia, ora c'è stato l'errore di Freisa dei Numero Greppi. 3, Freisa dei Greppi, squalificato. Consente così di accodarsi a Franchina Baldo in seconda posizione, mentre al largo c'è Filippo Olz che progredisce, può uscire anche Fitzgerald F ora, ma c'è ancora Filippo Olz davanti e intanto cerca di darsela a gambe Furian del Sile che ha un buon vantaggio, ma Filippo Olz cerca di ricucire. Chiuso invece in corda Forte dei Marmi, Fitzgerald F prova la progressione al completamento della piegata, entra nettamente in testa Furian del Sile, Filippo Olz sulle sue tracce, poi a centropista Fitzgerald F, finale con Furian del Sile che si difende, insiste ancora Filippo Olz nel finale, ma Furian del Sile conserva ancora qualcosa di vantaggio, mentre al terzo più distante finisce Fitzgerald F, 1:16,3, 31,4 chiudere, tutti un po' stanchi alla fine. La salva comunque Furian del Sile, Massimiliano Michelotto in sediolo che sfondando dopo 400 metri di gara riesce a salvarsi sul traguardo dal finale di Filippo Olz, mentre per il terzo Fitzgerald F precede Forte dei Marmi. Il successo per il numero 5 Furian del Sile, Massimiliano Michelotto e Giuseppe Pistone al training per conto della scuderia USCA SRL.